Sarà domani 1 marzo alle ore 17 l'incoronazione del 74esimo mandorlo in fiore. La cerimonia di apertura si svolgerà al Palacongressi, dove una rappresentanza dei patrimoni si presenterà alla città e alle autorità presenti. Contemporaneamente l'inaugurazione di una mostra d'arte dal titolo Acamante e Fillide, storia di un mito e cultura del mandorlo, per arrivare alle 20:30 con l'esibizione musicale della musica del mondo, con il concerto del canzoniere grecanico salentino che proporrà la tradizionale pizzica tarantata rituale che aveva il potere di curare attraverso la musica e la danza il morso della leggendaria Taranta. Il gruppo viene definito come il migliore della musica popolare pugliese. Mentre al Museo Pietro Griffo alle ore 18 Dance Well, laboratorio di danza contemporanea, un'edizione questa che vedrà la presenza di tanti patrimoni culturali provenienti da tutto il mondo mostrarsi alla nostra città. In un'ottica di spettacolarizzazione dell'evento stesso, un po' come è successo l'anno scorso con le Torri Umane, quest'anno abbiamo voluto dare un focus particolare a quello che noi riteniamo un momento clou della manifestazione stessa. Mi riferisco all'arrivo dei Voladores messicani ad Agrigento. Tengo a precisare che è la prima volta che la delegazione dei Voladores viene in Italia, per cui è un motivo d'orgoglio da parte di tutti essere riusciti a portare ad Agrigento questo grande evento che si svolgerà a partire dal mercoledì fino alla domenica a Piazza Vittorio Emanuele, in quanto è l'unica piazza disponibile ad Agrigento comunque con determinate caratteristiche, dove monteremo a breve un palo di 25 metri in modo tale da permettere la performance ai Voladores. Un altro aspetto molto interessante e direi anche spettacolare si svolgerà prima dell'inizio dell'accensione del tripode nella Via Sacra, dove faremo volare 160 aquiloni che rappresenteranno un po' quello che è la festa del Nowruz indiano, e quindi anche quello sarà uno dei momenti clou di tutta la manifestazione. Tengo a precisare che quest'anno abbiamo voluto individuare fin dall'inizio una varietà di patrimoni o delegazioni da tutto il mondo. E quindi più paesi fuori Europa, il che comunque è sempre un'arma a doppio taglio, in quanto la problematica poi è legata al fatto di i patrimoni stessi ottenere visti. Quindi in queste ore stiamo anche lottando su questo aspetto, però riteniamo di quest'anno avere portato e porteremo tanta varietà di patrimoni, di nazioni, e sarà secondo me un bellissimo spettacolo.